Se il paziente oncologico è anziano, le difficoltà raddoppiano. Il 50% dei malati di tumore ha più di 70 anni in Italia. Il rischio di ammalarsi per un settantenne è superiore del 40% rispetto a un quarantenne. L'età significa spesso essere soli o essere lasciati soli. La Fondazione Insieme contro il cancro ha avviato la campagna nazionale La lotta contro il cancro non ha età. Un'iniziativa che è arrivata anche a Padova. Allo IOV, l'Istituto Oncologico del Veneto, si è svolto un incontro tra medici, pazienti, familiari ed associazioni di volontariato. La sfida è proprio questo, di trovare le modalità di condividere un percorso terapeutico assistenziale condiviso in modo tale che il paziente anziano si possa sentire garantito in tutto il percorso, non solo per la malattia oncologica ma anche per tutte le altre disabilità, comorbidità e difficoltà socio-economiche a cui può andare incontro. Non c'è solo però il paziente anziano che ha bisogno di un'assistenza, purtroppo anche il paziente oncologico ha un iter piuttosto lungo. Come le due cose si intersecano? Noi abbiamo oggi focalizzato l'attenzione in questa giornata ai malati anziani con tumore. Quello che lei dice è giusto, non ci sono solo i malati anziani con tumore che hanno questi bisogni, tant'è che l'Istituto Oncologico Veneto ha voluto mettere a fuoco dei percorsi trasversali che sono disponibili per tutti i pazienti oncologici. Penso per esempio alle cure simultanee, che è un modello di integrazione precoce nel percorso di cura oncologico anche delle cure palliative, dove l'oncologo medico all'interno di questo istituto viene affiancato dal medico palliativista, dal medico nutrizionista e dallo psicologo per rispondere ai bisogni prioritari di questi malati, che sono il dolore, l'aspetto nutrizionale e l'aspetto psicologico. Questo è proprio un ambulatorio che vorrebbe rispondere non solo a ottimizzare la cura oncologica ma anche la qualità della vita del malato oncologico. L'invecchiamento è di per sé un fattore di rischio per lo sviluppo delle neoplasie a cui si aggiungono altre patologie. Il tumore può diventare una malattia cronica. Un altro ambulatorio che abbiamo messo a segno in maniera importante è l'ambulatorio di osteoncologia. Che cos'è l'ambulatorio di osteoncologia? Le problematiche scheletriche, le localizzazioni scheletriche del tumore sono quelle prevalenti nei nostri pazienti, sono le più dolorose, quelle che creano disabilità e grandi problemi per i pazienti. Anche qui abbiamo messo a punto un ambulatorio integrato dove c'è il radioterapista ma anche il chirurgo del rachide, l'endocrinologo, il radiologo interventista oltre che l'oncologo medico, per cercare di ottimizzare il programma di cura specifico della malattia scheletrica indipendentemente dal tipo di tumore che ha il paziente, e quindi per facilitare dei programmi di cura e anche di recupero del paziente sulla base proprio del bisogno che il paziente esprime. Anche gli anziani rispondono bene alle nuove cure basate sui farmaci immunoterapici. L'importante, anche per l'efficacia della terapia, è non abbandonarli. Spesso i familiari sono costretti perché lavorano. Sì, finalmente quest'anno siamo riusciti a ottenere la possibilità da parte dello Stato che chi è dipendente ma anche chi lavora nel privato può passare al part-time e viene riconosciuta automaticamente poi il ritorno al tempo pieno. Questa è una grande lotta che abbiamo fatto noi come volontariato, soprattutto come associazione di pazienti oncologici, perché purtroppo queste malattie sono lunghe, non c'è niente da fare, non è un incidente che uno sta a casa un mese, possono esserci anni e questo è un problema molto grave per le famiglie che molto spesso, e capita davvero anche qua, lo vediamo, sono quasi pronte ad abbandonare il loro familiare perché non sanno come gestirli. Vanno pensati e studiati nuovi modelli organizzativi che affrontino i bisogni dei pazienti. Stiamo cercando qua come Istituto Oncologico del Veneto di offrire le terapie via differente rispetto alle chemioterapie in maniera come pastiglie, come pillole, quindi cercare di tenere a casa le persone il più possibile. Il problema è che molto spesso sono lontani dall'istituto, soprattutto i pazienti di una certa età hanno dei grossi problemi e allora cosa succede? Succede che potremo coinvolgere per esempio le farmacie, il volontariato, l'assistenza domiciliare deve crescere moltissimo in Italia, siamo ancora molto indietro, nel Veneto purtroppo ancora di più rispetto ad altre regioni. Il modello attuato allo IOV è un sistema che funziona da riproporre, considerando che nel nostro paese solo il 20% degli over 70 riceve le cure oncologiche migliori.